L'applicazione del regolamento imposto dall'Unione Europea in materia di pesca e le rigide restrizioni allo svolgimento dell'attività nello stesso contenute incidono gravemente sull'economia della marineria licatese, che rischia di subire un grave contraccolpo nonostante la ricchezza di pescato offerta dalle aree in cui ricade il divieto. Prende una posizione netta il vicepresidente dell'ARS, Roberto Di Mauro, che con preoccupazione afferma altresì che c'è in gioco il futuro di 50 barche da pesca e il sostentamento di 300 famiglie con gravi ricadute su tutto il territorio provinciale. Della grave problematica, la seconda carica del Parlamento regionale ne fa un'interpellanza che rivolge al presidente Musumeci e all'assessore all'agricoltura Edi Bandiera per chiedere se non ritengano necessario intervenire presso il governo nazionale affinché si faccia promotore di un tavolo tecnico, come richiesto dalle imprese ittiche, finalizzato alla revisione delle restrizioni contenute nel regolamento europeo 982 del 2019. Roberto Di Mauro non le manda a dire e nell'interpellanza denuncia come la pesca italiana, nell'indifferenza della politica e delle istituzioni, sta morendo. Negli ultimi 30 anni, dice, su 8.000 chilometri di coste le imbarcazioni sono diminuite del 33%. Una crisi che trova le sue radici, secondo Di Mauro, nella concorrenza dei mari lontani, ma anche nell'idea che persegue l'Unione Europea, che sembra proprio privilegiare l'acquacoltura. Per questo Roberto Di Mauro chiede che venga ridiscusso il sistema sanzionatorio, che venga ripristinata la Commissione centrale della pesca marittima, strumenti di agevolazione alle piccole e medie imprese, l'istituzione di un osservatorio del Mediterraneo, iniziative volte a calmierare il costo del carburante e azioni per l'estensione degli sgravi fiscali e previdenziali per il comparto.